Dopo qualche frizione avuta tempo fa, i rapporti tra Comune di Udine e Regione Friuli Venezia Giulia continuano a consolidarsi. C'è stato infatti un altro incontro che è stato un momento di confronto positivo tra il sindaco De Toni e l'assessore regionale Amirante, insieme agli assessori comunali Marchiolle e Zini. Si è parlato in primis della riqualificazione di Borgostazione, ma anche della nuova possibile collocazione dell'autostazione. Ma allora, abbiamo toccato molti temi. Il primo è stato quello di Borgostazione, quindi abbiamo immaginato appunto di poter finanziare il quarto lotto nel prossimo assestamento di luglio della Regione. La seconda è stata quella di esplorare la possibilità di interagire con Ferrovie per un'eventuale dislocazione della stazione del Corriere proprio nell'attuale parcheggio di fatto di utilizzo delle ferrovie, e quindi sarebbe una grande operazione. Soltanto che 20 anni fa fu tentata dall'amministrazione comunale e fallì perché non c'era la disponibilità di Ferrovie di dare questa area in disponibilità, e quindi vedremo. Con l'assessore alle infrastrutture regionali Amirante non si poteva poi non toccare l'argomento che coinvolge Rete Ferroviaria Italiana in un discorso ad ampio raggio sui passaggi a livello, ma non solo. E poi c'è un'altra ipotesi che abbiamo esplorato, e cioè la sistemazione delle aree, diciamo sempre di RFI, che sono attualmente, insomma, sono attualmente oggetto di attenzione per una questione di degrado, eccetera. E Col dopolavoro ferroviario. esattamente, quindi abbiamo lavorato anche su quello. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di, e poi abbiamo parlato anche della questione dei passaggi a livello, ha ribadito la sua intenzione di chiedere l'inserimento del commissario, che avrebbe due vantaggi. La prima, che è quella che si riduce drasticamente l'esigenza di più approvazioni per le fasi, si potrebbe approvare con il commissario tutto in un colpo solo. E secondo, c'è un altro vantaggio non banale, che l'istituzione del commissario di fatto impegna poi il governo a finanziare tutta l'opera nei tempi previsti. Quindi l'assessore sta lavorando su questo, è un'ipotesi importante.